È Giuseppe Parello, il nuovo direttore generale della Fondazione Capitale Italiana della Cultura, che subentra a Roberto Albergoni, che aveva rassegnato le dimissioni lo scorso 25 di marzo. La nomina è stata formalizzata ieri mattina dopo un accordo raggiunto nei giorni precedenti e ratificato dalla presidente della Fondazione Maria Teresa Cucinotta, ex prefetto di Palermo, che ha preso il posto di Giacomo Minio. Parello non è nuovo nel panorama culturale e gestionale agrigentino, è stato direttore del Parco archeologico della Valle dei Templi, di cui oggi presiede il Consiglio, ed è attualmente anche direttore del Museo archeologico Salinas, oltre a ricoprire il ruolo di dirigente regionale. A Parello si deve il nuovo corso dato al Parco della Valle dei Templi, con l'apertura dello stesso a molteplici attività che hanno dato alla valle un incremento esponenziale in termini di presenze turistiche. Le indubbie capacità di Giuseppe Parello dovranno adesso sopperire alle carenze che di fatto caratterizzano l'intera gestione di Agrigento 25, che è giunta al suo quarto mese da reginetta della cultura senza avere né predisposto il recupero che se ne doveva operare in termini strutturali, né una reale programmazione di eventi rimasti sulla carta o annullati. È balzata agli onori della cronaca nazionale e internazionale solamente per inefficienze e incapacità gestionali.